Raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo nel Gran Premio del Mexico e abbiamo una partenza un po' così, noni e undicesimi ragazzi. Ormai le nostre forze sono lì per il mondiale, per il prossimo mondiale, però vediamo di fare qualcosa di buono. Allora, qua abbiamo, vediamo un attimo, è un po' che non gioco, qua partiamo di orange, e vediamo di finire comunque bene. E qua con questa strategia partiamo addirittura di Red Passion. E vediamo che cacchio combiniamo. Vabbè, troppo. 83 giri mi sembra un po' troppo. Stiamo sui 75. Ok. Vai raga. Andiamo. Gran Premio del Mexico. C'è un bellissimo cielo azzurro che fa da sfondo ai piloti sulla griglia. Ci siamo! È tutto pronto Vai, per raga. il Gran Premio del Messico. Ormai siamo alla fine di questo secondo mondiale. Luci e via. Sta regalando sempre il quarto posto. Non riusciamo a fare né meglio e né peggio. Vai. Subito Norris ottavo. Ecco vicine le McLaren ottave, none. Cerchiamo di non romperci le balle insomma a vicenda. Adesso Norris alle medium, Ocon le soft. Quindi adesso vediamo un attimo dopo i primi giri, dovrò fare un cambio perché testa a coda. Intanto attenzione. Che è successo? Non si è capito. Leclerc ma non... Che culo. Leclerc ma non ha perso posizioni. Questo sembra un brutto testa Incredibile. Incredibile. E Verstappen è già in fuga. Però aspetta un attimo. Devo farlo sto rischio, devo farlo perché... Perché alle soft ce le ha. Andiamo ad andare avanti con Ocon. Vediamo se lo fa passare adesso senza perdere chilometri. Ok, go. Perfetto, adesso vediamo se Ocon riesce a prenderlo con le soft. Vediamo le gomme. Anche perché Ocon è l'unico che ha le soft, Ocon deve spingere adesso. Però in un giro praticamente siamo già così lontani per colpa di quel cazzone di Leclerc, è incredibile. Molto fortunato Charles Leclerc. Siamo un po' veloci. Ok, Ocon è a caccia di Valtteri Bottas. Dai Ocon, per piacere. Ok, Ocon supera Bottas. E anche Norris. Ancora Ocon. Dai Occo. Ma Gigi è un avversario duro, Gigione Hamilton. Ok, adesso Ocon è sesto. Ocon quinto. Norris rimane ottavo. Ocon quarto, vedo che sta sfruttando le gomme adesso. Bravo Occo. C'è lotta però. Ricciardo terzo ragazzi, Ricciardo vuole rompere i maroni. Certo che dopo Ricciardo ragazzi, Verstappen e Leclerc sono in fuga. Sta provando Occo, sta prendendo anche tempo. Attenzione, safety car. Chi è coinvolto nell'incidente? Cosa è successo? Al replay. Diamo uno sguardo. Siamo su Tsunoda. Mamma mia, carambola mostruosa. Ai.
Safety. Aspetta un attimo. Cioè, mi sembra ancora presto per fare la sosta. Abbiamo superato anche adesso il traguardo da poco, quindi la vedo difficile. Adesso bisogna un attimo capire. Abbiamo un 62 con Ocon. Poi va di intermedia, 62 con Norris. E poi va And think about a increasing dura. the coast just a little. Yep. Non lo so, sinceramente, se andare ai pit. Tutto da capire. Decidiamo un attimo. Tanto c'è già la safety car. Troppo presto, non vado ai box, sinceramente. E insomma Tsunoda è il primo che si ritira. Carambola incredibile. Sainz 16esimo, Norris rimane ottavo. Il piccolo Lando. Stroll sta arrivando, la safety car è pronta. Safety car in this lap. Ok. Copy. Obi. Just keep the pressure on. You can do this. Okay. Yeah, confirm. Vai. Ora bisogna spingere la manetta, che sto buono, così ho recuperato su Verstappen e Charles. Vai. Vai, raga. Copy. Then overtake will be available. Ora voglio la rimonta obesa. Tsunoda ci ha fatto un grosso favore con questo ritiro. Certo che dovremo sperare che la prossima stagione sia quella della lotta vera per il titolo, perché siamo ancora lontanissimi purtroppo. Velocizziamo un po'. Tanto Ocon terzo. Bravo Ocon. Sorpasso spettacolare della McLaren. Norris settimo, perfetto. DRS attivo. DRS enable. Siamo entrati nella finestra del pit stop. Norris com'è? Norris è più a caccia invece. No, testa a coda di Norris, fuck off. No, no, no. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata alla McLaren. Se i miei non sbagliano non sono contenti. Che testa coda. Buttata via la gara completamente. Norris ultimissimo. Ocon terzo. Male, male, male. Siamo in finestra pit. Ocon quarto adesso. Settore 1. Qualcuno si è girato. Vaffanculo. It up. Vai. Yeah. Sorry, boys. Vaffanculo. Copy. Avrà adesso, dopo avrà le orange. Ok. Ok, ai box Ocon. Per Norris, disastro. Box gives a pit confirm. Vai veloci ragazzi. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Bravi. Lando pit lane. Nessuno è andato ai Ok, box, copy.
Nessuno ai box. Ma vediamo chi ha ragione. Qua abbiamo, adesso stare con... Ok. C'è un testacoda. Contatto in pista. Incidente. E sono coinvolte più auto. Vediamo. Ecco il replay. Ok, guardiamola. Ecco Schumacher. Vediamo cosa è successo. Sì. Però non credo ci sia niente di... Infatti non è successo nulla. Adesso vediamo quando vanno gli altri box. Adesso qua devo fare veramente uno stint lunghissimo con l'intermedia. O invece... sì, può andare a ritmo massimo, ma tanto, insomma. Sembra finita la gara di Norris, purtroppo. E mo vediamo. La McLaren sale e va avanti. Proprio non mi aspettavo l'errore di Norris questa stagione, un po' da dimenticare di Lando, ha fatto tanti e tanti errori purtroppo. Yellow flag veloce. È un testacoda. Questa coda di Magnussen. Ocon è risalito al 9° posto. Sorpasso spettacolare della McLaren. Ok, Ocon torna 6°. Norris 14°. Ocon torna 5° e penso si ferma al 5° posto. Infatti ha perso qualcosa, 2 posizioni in realtà. Vabbè, La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. bravo Sainz. Tamokeri. Stiamo scorrendo via bene. Norris 13°. Poi tutti gli altri in fuga. Gara tranquilla adesso, il problema è che sì, Norris non ce la fa minimamente a tenere. Sembra un testacoda. Questa coda di Stroll, Ocon rischia. Attenzione ancora yellow flag veloce, Ocon. Testacoda. Ocon, Russell e Perez lo stanno prendendo, fa fatica Ocon, fa fatica. Per contare che loro hanno tutti hard in realtà. Boh. Norris è sprofondato al 15° posto, perfetto. La Red Bull passa. Ok, ce la dovrebbe fare. Ocon 6°. Ma rischia anche il 7° posto purtroppo. Ok. E vai box Lando. So, box. C'è ancora un po' presto per Ocon. Che è 7° come da previsione. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Sembra ci sia un bloccaggio. Nell'ultimo stint vabbè. È proprio andata la gara di Ocon. Cioè di Norris, scusate. Ok, 17°, non penso che potrà cambiare poco il suo ritmo. Mentre Ocon è 6°, però in sofferenza. Sosta. Vai.
Box, box, box. Box per Ocon. Undicesimo. Sorpasso spettacolare della McLaren. You have fastest lap. Vediamo cos'era per Ocon. Può andare di red. E vediamo se tiene. Vediamo cosa combina Ocon. Se riesce a rimontare. Norris 14esimo. Penso che rimarrà là. Vediamo se Ocon riesce nella rimonta pazza. Ocon nono. Ocon ottavo. Siamo un po' aggressivo, se non ho ghià fermo arriva alla fine, La McLaren sale e va avanti. Con settimo, Norris 14esimo. Qualcuno ha bloccato le ruote. Ok, conservativa. Attenzione anche al carburante. Please increase lift and coast. Lift and coast. Copy. Copy. Gara un po' così che purtroppo rovinata da Norris. È una strategia che forse poteva essere un attimo riconsiderata. Alla fine una sosta hanno fatto loro, Complimenti ragazzi. C'è stato un bloccaggio qui. Ce l'hanno fatta con una sosta. O con sesto. Bravo Ocon. Qualche punto fa sempre comodo. Final lap, finisce qua. Buono, dai. Sesto posto che non fa male. Max Verstappen taglia il traguardo e sale sul gradino. Ormai direi che più alto potremo del podio. concentrarci sulla prossima stagione, però. Bravi raga. Piloti, ragazzi, Ocon. Vabbè, ancora lontano da Norris. Costruttori. Sempre saldamente al quarto posto. Vediamo quante gare mancano. Un punto per Ocon. Un punto per noi. Siamo piloti fortissimi, cazzo. È incredibile che non riusciamo a fare... La macchina non è al top, però troppi errori fanno. Ok. Adesso abbiamo... Brasile. E a questo punto io queste me le farei da solo. Faccio vedere solo il risultato per poi che così ci catapultiamo sulla stagione prossima. Visto che ormai non ci sono più obiettivi. Perché questa anche la pioggia, spariamoci anche queste, chi se ne frega. L'ultima la lasciamo invece. Vediamo solo il risultato. Strategia pazza perché poi arriva la pioggia, quindi voglio vederla in corso d'opera. Tanto giochiamocela così. Ecco i piloti. Vai. E ora pronti per il Gran Premio Inter, di San Lagos. Paolo. Luci spente. Go, go, go. E via partiti. Allora. Push. Ho messo anche poco carburante e vediamo come andiamo. Facciamo andare anche veloci. Norris già quarto, ha perso già una posizione. Oh, la Ferrari sale di una posizione. So we have low on Ma battery stai at the moment. buono. Ocon ottavo. Conferm. DRS has been enabled. C'è stato un bloccaggio in pista? Ricciardo. Ancora safety car. Tante safety car veloci, mamma mia. Ancora safety car veloce. Sembra ci sia un bloccaggio. Che bello. Con ottavo. Sempre safety car ma veloci. La pioggia è in arrivo al 49esimo lap. Sembrerebbe un bloccaggio. All'incirca. Tutti con le medie, solo con alle hard.
Ok. Ocon però fa fatica con ste gomme. Dovevamo attaccare con Ocon. Gomme sbagliate per Ocon. Ok. Ma stai buono. Me le faccio io le strategie. Un'auto è appena andata. Russell. No, con una difficoltà spaventosa. Sorpasso spettacolare della McLaren. Grossa difficoltà però con Norris settimo, perfetto. Andiamo adesso di strategie. Box. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Ah, Dio mio. Ok, Norris 12esimo, perfetto. Ok. Possiamo tenerla così e rischiarla. Teniamo ancora Ocon, attenzione, yellow flag veloce. C'è un testacoda. Norris sesto, bene. Qualcuno finisce largo. Ocon secondo me che lo deve ancora fare la strategia. Ocon sta sprofondando Ocon. Chi è che è andato largo? Siamo a un finale di stagione un po' così ormai. Sosta e box. Box. E mandiamo ai box anche Happy Ocon. to box. Però non sviluppando più la macchina tanto, è chiaro che abbiamo queste difficoltà. Ho pensato più al prossimo La anno. Il McLaren prossimo anno sale e va avanti. voglio una macchina decente però, Attenzione perché qua con Norris c'è tanto consumo, c'è con queste gomme. 33. E la pioggia. Manca ancora. Manca ancora purtroppo. Siamo settimi e 12esimi. One disaster. Oh, ruote bloccate. Magnussen blocca. Sempre yellow flag veloci. Tantissime yellow flag veloci. Qualcuno è andato largo. Ok, facciamo questo rischio Circling a bit tanto. with rear. Copy. Copy. Can we change tires? Dai, vai box, va. Qualcuno ha bloccato Attenzione, le ruote. incidente. Incidente in pista. Non so cosa sia successo. Contatto. Vediamo. Caos in pista. Rivediamo cos'è successo. Rivediamola. Ecco l'auto di Alonso. Vediamo la carambola. Sì, incidente non grave, però. Ecco l'impatto. Nessun Ci ritiro, sono penso. pochi dubbi su chi ne sia Infatti. responsabile. Accident. Copy that. Ok, Norris è 13esimo. La pioggia arriva a breve, quindi. Si sta arrivando la pioggia, sta arrivando. È che sbaglio le strategie, cioè non sono. Si vede che sto già pensando al prossimo anno.
So rain is Si imminent. percepisce. La pioggia può arrivare. Speriamo che rimescoli tutto. That is fastest lap. Giro veloce ovviamente di Norris, chiaro. Confirm. Inizia a So rain piovere. is just starting. Confirmed. E adesso vediamo che succede. Si comincia subito con pioggia pesante. Ok. Qualcuno ovviamente va già ai box. Sulla pioggia, beh, comunque sarà sempre umido. So push hard this lap. Copy now. Box intermedie, purtroppo con Norris ho sbagliato tutto. Box, box, box. Vai. Bel casino. Vai entrambi ai box. It looks like a dry line is forming. Ecco, sì, si sta asciugando un cazzo, cioè. Questo ritmo non arriveremo alla fine, ma bisogna spingere adesso. Qua tutti hanno le intermedie. Che succede? Cominciamo così però, perché sennò voglio capire quanto consumano. È andato dritto. Albon. Settimi, ottavi siamo, poteva andare peggio, dai, va bene, va bene. Bloccaggio per Leclerc. Ok, c'è una pioggia proprio da intermedie. Perché siamo lontanissimi dalle posizioni che contano. Se non arriva una safety car non potremo fare molto, purtroppo. Ancora yellow flag veloce. C'è stato un testacoda? Siamo tutti là con le gomme, perfetto. Serve la safety car, se no queste sono le posizioni. Sarà difficile cambiare. Ancora yellow flag veloce. Era forse un bloccaggio? Stiamo così, va. Penso che dovremmo arrivare a fine gara. Mamma mia. Gara anonima, purtroppo. Si arriva il colpo di scena che non è arrivato. Il colpo di scena purtroppo non è arrivato. Pioggia che fondamentalmente non è servita a one cazzo. Va a vincere Sainz Junior in fuga, ragazzi. Sainz Junior. Ora yellow flag veloci, inutili. Sembra ci sia un bloccaggio. Inizia l'ultimo giro di una gara molto anonima. Almeno Norris si prende il fastest lap. Va bene, dai, stiamo chiudendo in maniera discreta comunque. Ma paradossalmente aveva fatto forse meglio l'anno scorso come piazzamenti. Più costanti quest'anno sicuramente. L'ultimo giro dell'ultima gara. È stata una gara incredibile con 3 safety car, 4 ritiri tra cui Ocon. Noi siamo terzi in lotta per la seconda piazza, incredibile. Dopo nell'ultima gara ci siamo risvegliati. Vediamo cosa combiniamo. Pazzesco, 3 safety car, 4 ritiri. Ocon, brutto incidente. Ocon, veramente stagione disastrosa. Non ho parole per descrivere Ocon. Ha pensato come grande pilota. Male, male, male. Terzo posto. Ok. Chiudiamo con un bel podio. Leclerc! Charles Leclerc si aggiudica il Gran Premio.
Bravo, bravo Conda. E Norris, che alla fine è il suo pilota della comunque, lo fa McLaren ha sempre. incantato tutti oggi in pista. Ok, piloti, vince ancora Leclerc, incredibile secondo mondiale consecutivo. Costruttori, chiudiamo bene quarti, come l'anno scorso. Altro punto di sviluppo. E va bene. Raga, speriamo di sviluppare bene la macchina per la prossima stagione. Raga, nel prossimo video cominciamo la terza stagione e vediamo. L'auto sembra forte, ragazzi. No. Vediamo, cioè, vedendo l'analisi, sembriamo comunque. Aspetta. Dove cazzo posso guardarlo? Cioè, dai risultati siamo comunque quasi su tutto tra i primi 5. Cioè, impressionante. E dobbiamo ancora migliorare tante cose. Diciamo che forse l'accelerazione è ancora il punto dolente, ma non stiamo messi per nulla male. Questo può essere l'anno, non dico che vinciamo il titolo, ma che possiamo forse lottare se non facciamo cagate con i piloti. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!